Buongiorno, Focus Bollettino Colture Erbacee, settimo appuntamento del 2023. Continuiamo a discutere, a illustrare la difesa integrata del mais nelle prime fasi di sviluppo. Abbiamo visto alcune avversità e adesso continuiamo con l'avversità determinata dagli uccelli che possono danneggiare il seme o il mais nelle prime fasi di sviluppo e la diabrotica. Cosa ci dice la difesa integrata circa la difesa dagli uccelli? Ci sono delle zone con maggiore rischio che sono state individuate con ricerche anche di Veneto Agricoltura, che sono le zone boscate o i filari con alberi di altezza superiore ai 7 metri nel raggio di 300 metri circa dall'appezzamento coltivato. Questo fattore, la presenza di questi alberi, aumenta il rischio di danno da uccelli. Quindi in una prima gestione del rischio si considera la presenza di delle piante di formazioni boscate vicino alle zone coltivate. Il rischio complessivamente si è mantenuto basso in una risk assessment che abbiamo fatto sui 30 anni. I danni tali da ridurre la produzione sono stati inferiori all'1% della superficie coltivata mais, però ci sono anche localmente dei danni elevati che richiedono la risemina. Quindi, dove ci sono questi fattori di rischio, può essere opportuno porre in essere forme di difesa che, per i principi della difesa integrata, devono prima considerare le alternative non chimiche di sintesi e abbiamo, come potrete trovare nei bollettini sul sito di Veneto Agricoltura, www.venetoagricoltura.org, le alternative non chimiche che hanno funzionato nelle sperimentazioni anche nelle aziende pilota dimostrative di Veneto Agricoltura. Quindi oggi è possibile difendersi dagli uccelli seguendo i principi della difesa integrata, utilizzando strategie che non implicano l'uso di prodotti chimici di sintesi, e quindi il target della difesa integrata dagli uccelli è 0% di superficie di mais trattata con principi chimici di sintesi impattanti. www.venetoagricoltura.org oppure scrivete a bollettino.erbacee@venetoagricoltura.org per ricevere il bollettino via mail. La diabrotica, troverete anche l'ultimo bollettino sulla diabrotica che vi dà le indicazioni per riuscire a gestire questa avversità senza utilizzare insetticidi chimici di sintesi. Vedrete come la sperimentazione abbia ormai evidenziato su larga scala che il controllo della diabrotica, mantenere le popolazioni di diabrotica sotto la soglia di danno, si può ottenere ovunque utilizzando la rotazione. Una rotazione che può essere strutturale, ad esempio frumento soia-mais, frumento mais-soia o simili più complesse, tiene costantemente le popolazioni sotto la soglia di danno. Oppure, se voglio fare più mais, un avvicendamento più flessibile dove può esserci mais 2-3 anni e poi, guardando con le trappole cromotropiche il livello delle popolazioni, qualora superi la soglia di danno di 6 adulti per trappola per giorno, come media di 3 o 6 settimane, in questo caso interrompo la coltivazione del mais, faccio rotazione e automaticamente tendo a ridurre le popolazioni di diabrotica e le tengo sotto la soglia di danno. Quindi anche per diabrotica l'applicazione dei principi della difesa integrata porta a una percentuale di appezzamenti di mais trattati con principi attivi chimici di sintesi pari a 0. Bollettini, troverete tutte le soluzioni descritte per una pratica applicazione della difesa integrata del mais nelle prime fasi di sviluppo. Alla prossima!